c'è anche il libro delle firme. Firma? Sì. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in località Casa Marina, a pochi chilometri da Galzignano Terme in provincia di Padova, all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. Ecco, qui c'è tutto il nostro percorso. Casa Marina, dove abbiamo lasciato l'auto, poi si va per di qua, arrivati qui, il giro ad anello, poi saliremo al monastero degli Olivetani, torneremo al bivio e poi chiuderemo tutto il giro del Monte Venda qui e poi scenderemo, il tutto lungo il percorso numero 4 che è il sentiero Lorenzoni. Questo qui alle nostre spalle sopra è il monastero degli Olivetani, la nostra prima tappa di oggi. Ecco, siamo arrivati al secondo bivio. L'anfiteatro del Venda è qui alle mie spalle. D'estate si svolgono concerti e anche si fa teatro. Noi seguiamo il numero 4, 1 ora e 10 al monastero e poi più avanti per fare il giro. In questo punto inizia il nostro anello di oggi. Noi andiamo a destra, da quella parte, e torneremo da questa. C'è un po' di fango? Tira, Sì, tira parecchio in questo tratto. Per fortuna è molto breve. Arrivati a questo bivio, il sentiero numero 4 prosegue per di là e fa il giro del Venda. Noi facciamo una deviazione, andiamo su al monastero degli Olivetani, poi torniamo qua e riprendiamo il giro. Si vede il monastero, eccolo qua, siamo vicini.
Eccoci arrivati al monastero degli Olivetani. Qui si vedono molte cime dei Colli Euganei. La lavanderia o il bagno. È possibile, sì. Il monastero degli Olivetani non si trova esattamente in cima al Monte Venda, che è una trentina di metri qua sopra, ma non è accessibile perché tutta questa zona è recintata, perché fino al 1998 c'era una base militare NATO, che adesso è stata dismessa, ma comunque non si può accedere lo stesso. Andiamo nel sotterraneo. Sì, adesso scendiamo perché è visitabile. Attenzione agli scalini. Che bello. Bellissimo qua. C'è anche il libro delle firme. Firma? Sì. Bene, dopo questa lunga e doverosa visita al monastero degli Olivetani, che è stato recentemente restaurato, torniamo al bivio precedente e completiamo il giro del Venda. Sì. Eccoci qua, siamo tornati al bivio. Adesso andiamo giù a sinistra e completiamo il periplo del Monte Venda.
Allora, da qui manca circa una decina di minuti a Case Brombolina, che è la nostra prossima meta. Lì c'è un cartello col numero 4 e poi arriveremo al famoso Corno del Venda. Ecco, stiamo per arrivare al Corno del Venda. In questo punto invertiamo il senso di marcia e doppiamo lo spigolo del Venda. Adesso passiamo nel versante esposto a sud col sole. Eccoci qua. Ripido. C'è di nuovo un po' di salita perché abbiamo perso quota poco fa. Adesso bisogna riprenderla. Mamma mia. Ancora salita. Sì, c'è ancora un pochino di salita. Qua dice gli Olivetani, Casa Marina invece dice di qua. Sì, e quindi è di qua. Casa Marina 30 minuti. Bene. Abbiamo chiuso l'anello pochi metri prima dell'anfiteatro del Venda, che è qui alle mie spalle. Adesso per tornare a Casa Marina basta scendere per il sentiero dell'andata e in meno di 10 minuti ci siamo. È stata una bellissima passeggiata, molto semplice, con poco dislivello perché sono circa 300 metri, ma c'è qualche salitina un po' ripidina. Dal Monte Venda e dal monastero degli Olivetani è tutto, grazie e alla prossima!